Questa mattina alle 8 sono stati montati per la prima volta in piazza San Marco a Venezia i contestati ombrelloni che consentiranno agli storici caffè della piazza di lavorare con maggior spazio per i clienti, ma anche di ripararsi dal sole e dal guano dei gabbiani, da sempre storici frequentatori dell'area marciana. Una soluzione contestata che ha acceso lunghi dibattiti in laguna, ma che oggi ha superato bene la prova del debutto. Al momento stiamo lavorando con meno di un terzo del personale, insomma, quindi il discorso ombrelloni ci servirà per lavorare di più, come ripeto, pomeriggio e anche alla mattina, e conseguentemente di poter far lavorare di più anche i nostri dipendenti, insomma, arrivare almeno al 50-60% dei nostri dipendenti, insomma, questo è fondamentale. Soddisfatti gli operatori dei caffè in piazza. Abbiamo bisogno di presentarci con un aiuto che potrebbe essere aiuto ombra e da tanti anni aspettavamo questa occasione. Purtroppo la pandemia ci ha portato a questa decisione e veniamo fuori in una situazione molto precaria, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, per cui speriamo che anche l'ombrellone sia un incentivo in più per attrarre della gente, dei nostri ospiti stranieri. Grazie al riparo degli ombrelloni, la piazza sarà frequentabile anche al mattino. Offrire questo servizio in più quest'anno, dato proprio dagli ombrelloni, che sono stati scelti dopo una riunione dell'associazione Piazza San Marco, e quindi siamo tutti concordi e tutti in armonia. Ringraziamo il Comune, il Sindaco e chi ci ha seguiti in questa nostra richiesta. Per il futuro le proposte non mancano. Ho già presentato in consiglio dell'associazione questa idea, e cioè di fare delle tende ondulate che siano come finite nel mezzo dell'area, come i bastoni dei gondolieri. È una cosa che mi risulta molto bella.